Siamo a Vicenza, siamo in pieno centro storico, siamo davanti alla chiesa di Santo Stefano, che è una chiesa bellissima, guardate, e sentite cosa hanno pensato di fare due giovanissimi. Cuore fa rima con fiore e certamente con amore, ma fa rima anche con 500 euro di multa se ti pescano a disegnare cuori e fiori sul muro di una delle più belle chiese del centro storico di Vicenza. Ne sanno qualcosa un 28enne residente in città e la sua giovane amica australiana, che sono stati pescati a imbrattare la facciata dell'edificio sacro che sorge a 2 passi dalla Basilica Palladiana. La coppia intenta a vergare disegni sulla parete di Santo Stefano e sul marciapiede antistante è stata notata da un cittadino che ha immediatamente chiamato i vigili. La polizia locale è accorsa sul posto trovando i colombini che ancora tubavano con i gessetti in mano. Per i due è subito scattata una sanzione di 500 euro per aver violato l'articolo 16 del regolamento di polizia urbana, che vieta qualsiasi tipo di disegno non autorizzato su monumenti ed edifici pubblici o privati. E poco importa che i disegni fossero o meno di pregevole fattura o che avessero un valore emotivo di altissimo livello. Gli agenti infatti hanno impartito l'ordine di ripulire immediatamente l'area. Per fortuna i giovani stavano usando gessetti colorati facilmente lavabili, così la ragazza si è attrezzata con acqua e sapone e ha eliminato ogni traccia. Per i 500 euro di multa però non basterà un colpo di spugna.